Allora, buon pomeriggio a tutti coloro che mi seguono abitualmente. Oggi una nuova live dove andremo a parlare esclusivamente di ritorni d'amore, eventuali ritorni ed come è possibile recuperare un rapporto. Quindi non è una live come sempre dove si fanno domande sciocche, perdita di tempo e via via. Questa è una live dove possono chiamare solo persone con problemi sentimentali e che vogliono un aiuto per far sì di far tornare il proprio innamorato o legare il proprio innamorato. Allora, intanto munitevi di carta e penna così quando do l'ok alle telefonate potete chiamare. Al momento il telefono è fuori posto, il tempo di chiarire e parlarvi di questa live, in che modo è possibile intervenire. Allora, quando ve ne accorgete che il vostro uomo, il vostro innamorato o la vostra innamorata lo vedete strano, lo vedete cambiato, lo vedete freddo nei vostri confronti, allora è un campanello d'allarme. Quindi è possibile intervenire in aiuto per far sì di legare a voi la persona amata e far sì di non farlo andare con tutte le altre che lo contattano o che sta a contatto. Perché spesse volte si fanno le domande: io vedo mio marito un po' strano, vedo il mio compagno dopo tanti anni di matrimonio, lo vedo cambiato. Ok, e cambierà sempre. Quando una persona comincia a cambiare in un rapporto è perché c'è di mezzo un'altra donna. È chiaro, oggi trovare un'altra donna è semplicissimo, basta andare su un social tipo Facebook, tipo Instagram, tipo TikTok, tipo WhatsApp oppure Telegram. Ci sono migliaia di donne e anche uomini in cerca di donne o donne in cerca di uomini. Quindi, prima che sia troppo tardi, bisogna intervenire in aiuto. In che modo è possibile intervenire in aiuto? Allora, esistono dei rituali per far impazzire la persona amata o per farla sentire l'entusiasmo, tutto l'amore che deve provare per te. Chiaro? Quindi, dico sempre, prima che sia troppo tardi, è importante intervenire in aiuto. Ok? Non vi fate ingannare da chi vi dice vanno fatto una fattura, un'altra donna ci ha fatto la fattura al tuo uomo, bla 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 bla, vi fate ingannare, vi fate impaurire
per poi farvi fregare. Io vi sto solamente proponendo un aiuto di come è possibile recuperare la persona amata. Ok? Allora, per parlare con me di questo, per parlare con me del problema sentimentale, il numero di telefono è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Oppure andate sul motore di ricerca di Google e scrivete il maestro Cleo. Vi uscirà fuori i miei numeri di telefono. Ok? Detto questo, mettiamo il telefono a posto. Ecco qua, telefono a posto, linee libere per parlare con me dei vostri problemi sentimentali. Non accetto telefonate di ragazzine per domande sciocche. Il mio fidanzato mi tradisce, non mi tradisce. Allora, telefonate con un senso. Non accetto telefonate sciocche. Telefonate in cerca di aiuto. Quello preferisco ricevere. Telefonate in cerca di aiuto sentimentale, dove posso darvi un consiglio, dove posso darvi un aiuto. Ok? Vi ricordo che il sottoscritto non è un cartomante qualsiasi. Il sottoscritto è il Santone di Avella e posso vantarmi da 45 anni in questo settore, 45 anni, visto più volte a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset, Canale 5, Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso, Sky e via via via. Non sono uno sprovveduto, sono un personaggio pubblico dove nessun altro può aiutarvi come posso aiutarvi io. Sia ben chiaro, ok? Allora, chi in questo momento è in cerca di aiuto e vuole parlare con me, lo può fare chiamando adesso al numero 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Questa non è una live dove vi trovano le fatture, dove vi confondono le idee dicendovi che vi hanno fatto una fattura, il malocchio, bla 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 per rubarvi i soldi dalla tasca. Qua se cercate un aiuto intervengo, se no, pronto? Sì, salve. Salve, prego. Prego, le volevo dire una cosa. Io ho chiamato alcuni giorni fa e lei mi ha detto delle cose che io sarei ritornato con la mia ex. Sì. Però c'era il problema che lei vorrebbe ritornare, però ha paura di sua madre. Esatto, sì. Io le volevo dire una cosa, io non l'ho chiamata di nuovo per questo qui, io l'ho chiamata perché io non capisco, questa ragazza con me tipo una settimana è dolce, è tranquilla, tipo che mi vuole vedere. Sì. E poi scompare dal nulla. Sì. E io vorrei capire, tipo, non lo so, o è colpa della mamma, che ne so che è. Allora, il problema qua, io già te lo dissi, questa ragazza ci tiene a te, però non può mettersi contro i familiari. Sono stato chiaro? Sì. Quindi, il problema è il seguente, perché questa live di oggi è proprio per darvi consigli di come è possibile venire in aiuto e tutto quanto. Allora, questa ragazza qua ci tiene molto a te, ma dimmi chi donna si mette contro i familiari per accontentare il proprio uomo, giusto?
Allora, o te la tieni così come va, che non andrà mai a buon fine, oppure per far sì di recuperare questa donna c'è bisogno di un aiuto. Io mi riferisco a un aiuto esoterico. Allora si può intervenire in aiuto facendo in modo che questa persona decida per la propria vita. Chiaro? Sì. Per fare ciò mi dovresti chiamare in privato. Io nel privato ti dirò sia i costi del mio intervento per un lavoro del genere, perché c'ha un costo, non è che sto qui a perdere tempo. Ti dirò il costo per quanto riguarda per intervenire in aiuto, la tempistica e in che modo è possibile intervenire. Tutto qua. Ok, il numero Il numero è sempre questo qui. Dopo le ore 17 mi chiami, io ti spiego tutto, ti dico i costi, poi se ti conviene andiamo avanti, se non ti conviene non è successo niente. Vabbè, no, io più che altro l'avevo chiamata per capirlo un po', ho detto, lo so, lei ha detto che ritornava, però ho detto gli potrei chiedere anche questa cosa perché lei fa così, fare di to. Te l'ho detto, il problema tu lo sai meglio di me e l'abbiamo capito qual è il problema. Ecco il motivo. Dimmi. Sì, però quello che vorrei dire io, se lei ci viene così tanto e lei dovrebbe ritornare, perché tipo, lei si comporta così in maniera strana con me? Che io Angelo l'ho detto che le stare vicino su tutto e l'aiuterei. Allora, nei rapporti sentimentali viene prima la mamma e il papà e poi vieni tu. Quindi non può mettersi contro a una famiglia per venire con te. Le regole della vita sono queste qua. Ecco perché ti ho detto non è come dici tu, perché lei è impaurita o è rispettevole così tanto verso i genitori che preferisce non deludere ai suoi familiari. Capito? Sì, perché io non lo so, la volevo chiamare stasera per parlarci al telefono, però ho detto... Ma non cambia niente, la puoi chiamare ma non cambia niente. Non cambia niente. Ok? Sì, che ora ha detto che dopo le ore 17, va bene? Vabbè, adesso le 5:30. Va bene così. Va bene. Arrivederci. Allora, vedete, questa mia live è appunto per dare consigli in merito e come intervenire in aiuto per salvare la vostra unione sentimentale. Sarà un matrimonio, sarà un fidanzamento, quindi andiamo ad analizzare se è possibile intervenire. Se è possibile intervenire, si interviene. Se non è possibile, non è possibile. Questa è la realtà. Quindi è una live di consigli in genere, appunto, sentimentali. 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Oppure il mio numero di telefono lo potete trovare su Google, scrivete il maestro Cleo, uscirà fuori il mio numero di telefono. Semplicissimo. Ok? Ricordatevi, non è una live di perdita di tempo, come se ce ne sono tante in giro. Voglio sapere se mi tradisce, voglio sapere questo, quello. Domande sensate. Ok? È una live questa professionale, non è una perdita di tempo. Quindi per tutti voi che avete dei seri problemi, potete chiamarmi per chiedermi come è possibile risolvere il vostro problema.
ok? Il telefono è libero, è tornato libero, quindi se volete parlare con me dei vostri problemi, fatelo con comodità. Non si paga niente in questa live, è del tutto gratuito, quindi è una live gratis. Non dovete fare nessuna donazione. Quello che vi chiedo è di fare tap tap ed mettere il mi piace e condividere questa live con i vostri amici se vi fa piacere. Se no, non fa niente, non ci sono problemi. Non ci sono assolutamente problemi. Se siete abituati a donare monete, non è questa la live adatta a voi, quindi questa è una live dove non dovete pagare, non dovete donare niente. Potete chiamare in diretta solo a telefono, i commenti sono disattivati, quindi è una live solo per persone serie. Per tutti qua andate col dito, fate così. A quest'ora ci sono tanti cartari che vi dicono tante cose belle e sono lì pronti a farvelo, capite a me. Quindi voi siete ormai abituati e quindi fate con comodo, anzi fatevelo fare con comodo. Qui solo serietà, professionalità, quindi se volete parlare con me chiamatemi e parliamo del vostro serio problema. Live seria per seri problemi, non per una perdita di tempo. 345 630 8172. Salutiamo l'amica Emma. Ciao Emma. Emma Sherry che dice buon pomeriggio. Cleo, grazie, buon pomeriggio a te. Vi ricordo che per un legamento d'amore o per un ritorno d'amore è possibile, sì, però bisogna prima analizzare il caso e c'è bisogno che mi dite la vera verità perché questa persona è andata via da voi. Perché spesse volte qualcuno mi dice qualcosa ma non mi dice il tutto, poi non torna la persona e non è tornato. Ma non è tornato perché tu hai nascosto qualcosa. Allora, ciao Walter. Allora, io sto in live adesso, quindi mi puoi comunicare dopo le 17. Grazie. Allora. Pronto? Ciao. Sì, salve. Salve, sono Sara, la sto contattando da Arezzo. Sì. Volevo sapere se giusto appunto c'è un ritorno. Io sono entrata nella live quando si parlava di ritorni. Sì. Allora, io sono nata il 3/11/95. Sì. Ho 26 anni e sono Scorpione. Sì. E il mio compagno ne ha 27 e è Scorpione, è nato il 17/11/94 e si chiama Michele. Da quando è andato via? 4 mesi. 4 mesi. Andiamo a controllare. Fermami quando vuoi. Stop. Perfetto.
Allora, io lo vedo già vicino a un'altra persona, però. Fidanzato con un'altra persona? Oddio, fidanzato, sta con un'altra persona, quindi si vede con un'altra persona. Quindi le carte non mi danno un ritorno attualmente, me lo danno come una persona distratto da te, una persona, diciamo, che sta pensando altrove, cioè è come una persona col vuoto dentro, non lo vedo, diciamo, attivo mentalmente nei tuoi riguardi. Quindi si può dire che è definitiva rottura? È distratto da quest'altra situazione, sì. Va bene. Va bene? Sì, grazie. Prego, arrivederci. Arrivederci. Allora, 345 630 81 72. Allora, tutti voi che avete dei seri problemi da parlarne, potete chiamare in questa live del tutto gratuito, senza alcun costo, e potete parlarne con me. Chi vi sta parlando è il Sant'Antonio di Avella, il maestro Cleo, da 45 anni all'incirca, 44-45 anni in questo settore delle scienze esoteriche. Quindi, se avete fiducia in me, potete chiamare. Se invece per voi è solo una perdita di tempo o per voi un cartomante vale l'altro, allora non è questa la live adatta a voi. Ok? Questa è una live per persone serie, per persone che hanno dei problemi da parlarne con me. Per tutti gli altri che hanno tempo da perdere ed è solo curiosità, vi prego gentilmente di cercarvi il cartomante che vi spassa, il cartomante che vi diverte e che insieme a voi perde tempo, ok? Io tempo da perdere non ce n'ho. La mia live è dedicata alle persone prettamente con problemi, perché a quest'ora me ne potrei stare in piscina comodamente a divertirmi. Invece sto qui a dedicare un'oretta della mia vita a voi che avete dei problemi da risolvere. Quindi io sto qui per risolvere i vostri problemi. Se volete ciò, chiamatemi e ne parliamo insieme. Come è possibile, che cosa si può fare, che è successo che il vostro compagno si comporta così e tutto quanto. Quindi questo è il modo di condurre questa live quest'oggi, ok? Perché se mi devo mettere qui a rispondere alle vostre centinaia di telefonate senza alcun ricavato, solo per una perdita di tempo, amici miei, non mi va. Non mi va. Ormai chi veramente ha dei problemi da risolvere sa come rintracciarmi. Quindi
presto vedrete solamente dei video, dei miei video qui dimostrativi, quindi tolgo le live perché è solo una perdita di tempo con persone imbecille che hanno tempo da perdere, con persone imbecille che un cartomante vale l'altro, quindi non è per me questo modo di lavorare. Quindi voi qua rivolgetevi ai qua come voi, ok? Questa è una live per persone serie ed una live professionale per problemi seri. Tutto qua. Il mio numero di telefono per coloro che vogliono parlare con me è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Un'oretta in mia compagnia, quindi in mia compagnia fino alle ore 16:30. Vi ricordo che effettuo consulti in privato. Nel privato i consulti sono senza limiti di tempo. Pronto? Buongiorno, sono Carmela. Buongiorno Carmela. Senta, la mia è una situazione un po' particolare e delicata, nel senso che io ho mia figlia, 20 anni, Sì. che durante la notte, assistendo ad una live di cartomanzia, fece una semplice domanda ad una persona con la quale fu pregata nel dire semplicemente mi rispondi con un sì o con un no. Sta persona gli ha aperto un mondo così brutto, così spaventoso verso questa ragazza, che posso solo limitarmi a dirmi un qualcosina tipo che sarà una ragazza che non avrà mai figli in vita sua e che l'avete allettato in un letto dell'ospedale, ma sto dicendo il più tenero delle cose. Sicuramente la mia ragazza sarà vista perché comunque ha dei problemini che forse abbiamo capito, però giusto per sapere se ciò che ha detto questa persona è abbastanza fondato o è basato solo su tanta cattiveria. Tutto qua. Quanto è Sono stata nato? chiara? Quanti anni ha la ragazza? 20. Ed è segno? Ariete. Fermami quando vuoi. Basta. Avrei tante cose da dire, ma mi sto zitto, se no faccio solo guai. Ho capito già. No, faccio solo guai perché io sono una persona che professionale e non voglio parlare proprio perché Ho parlato già io. non voglio proprio parlare. Io invece ho fatto una bellissima sfogata perché durante la notte io non potevo sapere il tipo di reazione che poteva avere questa ragazza. Mi capisce? Sì. Allora, ascoltami bene. Tutto quello che sta ragazza gli è stato detto, Sì. gli è stato detto solo da una persona che di cartomanzia, perdonami se parlo liberamente, non capisce un cazzo. No, esageriamo. Dico... Posso interromperla per favore? Perdonatemi, scusatemi. Prego. Siccome che questa ragazza avevamo un dubbio di una cosa, niente di brutto, di pericoloso, però nello stesso momento anche abbastanza molto fastidioso, tra la quale comunque alla fine purtroppo gli è stata diagnosticata una fibromialgia. Sta ragazza semplicemente disse nell'attesa mi puoi dire se sì o se o no. Dire ti vedi in un letto di un ospedale, avrai problemi con i figli,
Non nel clì, Allora. devi vederti la testa. Allora, Cioè, amica mia, stammi a sentire. Voi tutti state a fare un sacco di confusione. Allora, tu ti ricordi in televisione quanti cartomanti uscivano? Un certo periodo. sì. Poi scomparssero tutti. Mo' tutti questi ladri, farabutti, non ho nemmeno il modo di Ci poter... stiamo contenendo, vabbè. stanno tutti su TikTok, perché hanno capito che la gente si scema. Quindi, quando quando dovete chiamare, lasciate perdere a me, io sono uno qualsiasi, fidatevi di personaggi che conoscete da tanti anni. Ma qua ci sono live di cartomanzia, dopo parliamo di te. Io vedo live di cartomanzia, oggi stavo seguendo uno che un sensitivo cartomante che diceva con 80 euro, se mi mettete oggi 80 euro sul Posta Pay, vi faccio un programma, vi tolgo il malocchio, questo, quella. Ma di che stiamo parlando? Ma tu hai capito che io da vicino prendo 100 euro se vogliono parlare con me? Certo. Perché le valgo tutto, 45 anni di attività. Quindi, Senza dubbio. tua figlia non dà niente a che vedere con quello che gli è stato detto da questo farabutto E donna. da questa zoccola. Non c'ha proprio niente a che vedere. È un fatto medico, è chiaro? È di come farti capire? Non dà niente a che vedere con la magia. Ma ha problemi di salute? C'è vero che non avrà figli, che è Ma malato, c'ha qualcosa in testa? ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? È una tipa così sensibile, c'ha 20 anni, ma è una bambina di 4 Ma anni, allora, che io la mattina potevo aprire la cameretta, la camera sua, e potevo trovare un balcone aperto, potevo trovare, durante la notte di quello che stava allora, detto a questa ragazza. di a tua figlia che non c'ha niente, di a tua figlia che dorme su 2 cuscini. Hai capito? Però che abbia la fibromialgia, questo è Vabbè, vero, ma più o meno si risolverà. ma questo è un fatto medico, è un fatto di medicina, non tiene niente a che vedere con la cartomante o con cartomante. È un problema che si risolve, è un problema che il medico ti metta in seste, capisci? Certo. Ma non dà niente a che vedere con questi strunzati che ci ha detto questa. Ma non è l'unica, qua ci stiamo sento lamentele di persone che vengono impressionate e sciumuniscono cacà, e sti 4 imbecilli che stanno in coppa a TikTok e chiamano pure sti 4 imbecilli. Sono a banda imbecilli in coppa a TikTok. Ma purtroppo ci sono delle persone molto disperate che non riescono a contenersi mentalmente. Magari anche se sbagliati, buona fede si fidano. Aspetta, no, ma ci sono la maggioranza su TikTok, te lo posso confermare, che adesso parlano con me, dopo vanno a vedere tu stanato cartomante o chiamo, poi vanno a vedere tu stanato o chiamo, fanno questo la mattina alla sera, sta francata scema. Sì, è vero. Sono francate scema. Posso farti solo una domanda? La vedi sana e la vedi con bambini? Sì, tranquillo, non ti preoccupare, te lo dico io, te lo metto per iscritto. Poi ci sentiamo in privato. Tranquillamente, non ti preoccupare. Grazie mille. Ciao, grazie. stammi bene, ciao. Grazie, buongiorno. Salutiamo l'amico Massimo. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Vi rendete conto? Chiamate, lamentatevi, raccontatemi le vostre storie, che cosa è successo, raccontatemi le vostre storie. Quanti di voi siete minacciati? Quanti di voi vi hanno impressionato? Pronto? Ciao Cleo, sono Emma. Ciao Emma, dimmi. Volevo farti una domanda. Siccome io ho fatto da poco, no? I primi di giugno ho fatto il rinnovo del reddito di cittadinanza, no? Mm-hmm.
volevo sapere se me lo rinnovavano, perché ancora non ho ricevuto nessun SMS. No, ma sta un casino in mezzo, non sanno nemmeno che se devono farlo, se devono toglierlo. Cioè, Infatti ho sentito, ho visto un no, attimino. è inutile che vediamo, perché non è una cosa che posso dirti io, perché è un fatto burocratico che sta in mano a questi ladri, a questi ladrungoli, e quindi non sanno nemmeno loro cosa devono fare. Quindi non sanno se toglierlo, se metterlo, se non lo sanno nemmeno loro che devono combinare. Vabbè. Quindi mi dispiace, io su certi argomenti non ci entro proprio, perché mi mandano, si va al manicomio in mano al popolo, cioè, pardon, in mano allo Stato italiano. Sì. Pensano solo a mettersi i soldi in tasca loro. Infatti ho fatto, ma chissà, ancora non ho ricevuto niente. No, ma non sei l'unica, non sei l'unica. Alcuni che lo stanno togliendo, alcuni lo stanno dando. Infatti ho letto su Google che arrivano queste notizie, ti devi affidare a chi di dovere, e puoi spiegare le cose come devono andare. Infatti volevo dirti, no? Mi puoi guardare se c'è qualche lavoro in vista, Sì. Perché io ho fatto delle pulizie in casa ultimamente, però non è che ti chiamano sempre, sai? Vediamo Sono subito. senza lavoro. Quanti anni c'hai, che segno sei? Io ho 48 anni e sono del Toro. Volevo vedere se mi chiamava ancora qualcuno per le pulizie in casa, queste cose, insomma. Vediamo. Non è che ti chiamano sempre. Fermami quando vuoi. Boh, basta. Ok. Sì, c'è qualcosa in vista, c'è una chiamata in vista, è imminente, quindi arrangerai ancora un po'. Perché non è una cosa fissa, ogni tanto ti chiamano. Sì, così, ma il lavoro purtroppo siamo inguaiati in Italia. Hai sbagliato lavoro, dovevi fare la politica. Dai, devi fare. Mi accontento. Il mio lavoro sono le pulizie, tanto quello è il mio lavoro, è sempre stato quello, non per quello che dico. Lavorare qualsiasi lavoro, purché si lavora, mica è una vergogna fare pulizie. Appunto, io le ho sempre fatte, quello è il mio lavoro. Anzi, è un lavoro molto dignitoso, quando mai? Infatti, io l'ho sempre fatto, guarda. Ok? Va bene, grazie Cleo. Ciao Gioia, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao. Ai. Allora, pronto? Maestro Cleo, buongiorno. Salve. Volevo sapere solo una cosa gentilmente. Prego. Aspetto una chiamata, mi hanno detto circa un mese fa, e a breve ti chiamano da lavorare, ma non arriva questa benedetta chiamata. Vediamo, quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, 0906 78 Gemelli 43 anni. Fermami quando vuoi. Basta. La chiamata mi esce. Speriamo. Quindi devi aspettare. Però la chiamata mi esce, sta qua, quindi non ma c'è. Sarà breve o dentro fine mese? Durante questo mese qua dovrebbe esserci obbligatoriamente. Ok, un abbraccio forte, maestro Cleo. Grazie sempre. Prego. Arrivederci.
Eccoci qua. Allora, linee libere per le persone che vogliono parlare con me. Ricordatevi che questa è una live per persone adulte. Pronto? Pronto, salve. Salve. Ne chiamo perché volevo fare una domanda su un ragazzo con il quale mi sto stendendo. Sì. Allora, praticamente vorrei sapere se da questa conoscenza ci nasce il fidanzamento, quindi se diventerà una storia seria. Perfetto. Mi dici quanti anni hai? Che segno sei? Allora, io ho 22 anni, sono Scorpione, e lui invece 23 ed è Capricorno. Allora, fermami quando vuoi. Mhm. Basta. Ok. Allora, io volevo comunicare un po' a tutti voi che da domani in poi i consulti si effettuano solo in privato, anche se vedete la live dimostrativa, ma non ci saranno più consulti in live, quindi solo in privato al solo costo di 30 euro. Quindi è finito il giocattolino, questa è mia l'ultima live che vedete, quindi il giocattolino si è rotto. Allora, vediamo un po'. Ordine, solitudine, vittoria. Sì, ci sarà una nascita sentimentale con un bel cammino. Quindi Nasce. di un fidanzamento serio. Sì, garantito. Grazie mille. Prego. Ti Arrivederci. ringrazio, la saluto. Bene. Arrivederci. Ciao Francesco, maestro, un saluto veloce per la signora che ha fatto rinnovo per il reddito di cittadinanza, deve andare un posta anche se non arriva l'SMS, può darsi che è stato fatto l'accredito. Allora sì, io non lo so nemmeno come funziona, quindi deve andare in posta a vedere se gli è stato fatto l'accredito, la signora del reddito cittadinanza, anche se non arriva l'SMS, diceva l'amico Francesco. Maio? Sì, pronto? Pronto, sono Valentina dalla Puglia. Sì. Vorrei sapere una cosa. Siccome io ho conosciuto 3 anni e mezzo fa un ragazzo, però questa persona, siccome io sono fidanzata già, si è fissato con me. Vorrei sapere se fa qualcosa di male, siccome lui è sardo, io sono pugliese, se fa qualcosa di male per farci litigare con il mio ragazzo. Vorrei sapere se lui è cattivo o qualcosa del genere. Cioè, vuoi sapere se questa persona mette cattiveria tra te e il tuo ragazzo? Sì, che dopo, siccome siamo da quasi 15 anni, allora non voglio... Mi dici l'età? L'età di lui è 46 anni, è un leone. E tu invece? Capricorno 36 anni. Vediamo, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Perfetto. Sì, le carte me lo danno come una persona cattiva e da tenere sotto controllo. Capito? Sì, ho capito. Una Farà del male, qualcosa? No, non è male, no, però c'ha la bocca. Lui dice che è innamorato di me, però io l'ho detto 100 volte che non provo niente per lui. Cerca di creare scombino, tutto qua. Diciamo, lui non farà niente, diciamo, No. tra me e il mio ragazzo. No, sta tranquilla. Però è una persona poco affidabile. Sì, poco affidabile, perché meno male che l'ho bloccato. Va bene? Grazie. Arrivederci. Arrivederci.
Allora, da domani in poi le mie live sono solo nel privato, quindi consulti a pagamento. Chi vuole dei veri consulti dal Santone di Averna. Quindi le mie live da domani in poi saranno solo dimostrative. Ok? Quindi solo dietro pagamento. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve. Senta, maestro, volevo chiedervi una cortesia. Prego. Siccome che mia figlia ha avuto problemi di salute ultimamente, volevo sapere se si riprendeva di questa cosa che ha avuto. Signora, ma io non sono un medico. No, volevo... Vediamo se c'è qualche gravità oppure no, ma ricordatevi che non sono Non ci siamo rivolti al dottore, quindi ha avuto la cura e tutto questo. Volevo sapere se migliorava. Ok, allora, quanti anni ha la ragazza? 25. È del segno? Leone. Vediamo, fermami quando vuoi. Basta così. Perfetto. Andrà a migliorare, signora, mi esce la carta del solo uscente, quindi per me andrà a migliorare, quindi non c'è nessuna gravità di nessun meno male, sono contenta. Sì, ha avuto dei piccoli problemi di salute, però il dottore già mi ha detto con questa cura erano cose insomma non pesanti. No, non c'è niente di grave, signora. Io vi ringrazio. Arrivederci, signora, arrivederci, prego. Allora, vediamo. 345 630 81 72. Ultima live che io faccio gratuito, poi in privato a pagamento da domani in poi. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Salve. Buongiorno, io mi chiamo Patrizia. Sì. Allora, ascolti maestro, io ho un periodo un pochino giù, ma le posso dire che sono un periodo un po' lungo. Poi soprattutto ultimamente da quando mi sono lasciata col mio compagno le cose vanno peggio, per cui volevo capire anche per quanto riguarda il lavoro, se devo continuare questo lavoro o no, perché non mi stanno andando bene le cose. Allora, da dove vogliamo iniziare? Fammi capire. Quello che dicono le carte, che sia il lavoro, che sia una negatività legata a lui, non lo so. Allora, andiamo a vedere. Tu praticamente hai litigato col tuo ragazzo, giusto? Sì. Da quanto tempo? 3 mesi che ci siamo lasciati. E ci tiene ancora lui? Sì. Ok. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, ho 56 anni e sono del Sagittario. E lui? Lui invece è 53, fa 54 quest'anno, dello Scorpione. Fermami quando vuoi. Sì. Ok, va bene così. Perfetto. Allora, dopo andiamo a vedere anche il lavoro, ok? Sì, grazie. Prego. Diciamo che questo ragazzo te l'hanno messo contro. Lo immaginavo. Perché
Vediamo un po'. Lui prima di te stava con un'altra, tu già lo sai, giusto? Lo sai? Sì. Sì. E questa qui ha fatto in modo di allontanarlo da te. Hai capito? Perché lui è andato via, diciamo, senza alcun motivo valido. No, diciamo che l'ho lasciato io, ho fatto sì, gli ho detto basta perché non mi fidavo più. Sì, perché praticamente non c'era niente di gravità, perciò ti dicevo. Sì. Attualmente lo vedo vicino a quest'altra qui, vicino a un'altra persona, quindi io il ritorno attualmente non lo vedo. Ok. Chiaro? Sì, lui ha un'altra praticamente adesso. Sì. Ok. È uno. Poi volevi sapere per il lavoro, giusto? Il lavoro, sì. Non riesco ad andare avanti mentre prima riuscivo. Vediamo il lavoro. Fermami quando vuoi. Va bene così, grazie maestro. Prego. Allora, gioia mia, una buona ripresa economicamente la troviamo da settembre in poi. Fino a settembre devi un po' arrangiarti, quindi ci sarà un buon cammino, ci sarà una buona ripresa, ma da settembre in poi. Sempre con questo lavoro o devo lasciarlo? No, troverai qualcosa di meglio. Ok? Va benissimo, è stato gentilissimo, la ringrazio tanto. Prego, Buona serata, grazie. Allora, linee libere 345 630 81 72. Per chi vuole un consulto in privato riservatamente, il costo è 30 euro. Pronto? 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 Buonasera. 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 Mi chiamo Antonella. Sì. Volevo sapere se troverò l'amore. Quanti anni c'è Antonella? Che segno sei? 34, segno Capricorno. Fermami quando vuoi. Ok. Perfetto. Troverai il vero amore, una persona che non conosci ancora, indossa un tipo di divisa e c'ha un anno più giovane di te. Ah, un anno più piccolo. Sì, e lo incontrerai entro e non oltre il mese di luglio. Come? Entro e non oltre il mese di luglio. Ah, il mese
di luglio. Va Va bene? bene. Arrivederci. Va bene, grazie mille, Prego. molto gentile. Buona serata. Pronto? Buonasera maestro, mi Buonasera. sente? Prego. Maestro, io sono del cancro e ho 51 anni. Vorrei sapere se vede una ripresa economica per me, per cortesia. Senz'altro. Quant'anni c'ha lei? Che segno è? Io ho 51 anni, sono cancro. Ciao Luca Pucci, buon pomeriggio. Fermami quando vuoi. Sì. Basta. Ok. Ci sarà una ripresa. Mi esce la carta del soluscente, sta a indicare che presto riuscirai ad realizzare un tuo progetto lavorativo. Ho capito. Ok? D'accordo maestro. Grazie, grazie di cuore Arrivederci. maestro. Buona Arrivederci, serata. grazie. Buona serata. Pronto? Buonasera, vorrei un consulto da lei in diretta. Prego. Vorrei sapere se riuscirò a superare questa situazione per me legale. Quant'anni c'ha lei? Che segno è? 33 anni, Capricorno. Mi fermi quando lo desidera, grazie. Basta. Perfetto. Allora, mi stai a sentire di come si prospettava che doveva andare e di come andrà. Per me andrà molto bene. Andrà bene? Mi esce la carta del trionfo, ma mi esce anche la carta della malafede. Quindi c'è qualcuno che vuole il vostro male. Avete ragione, so anche chi è. Lo so. Siete molto bravo, credo. Faccio il mio lavoro, signora. Quindi ne uscirò da questa situazione, Sì. perché non ne posso più. Ne uscirà, signora, non si preoccupi. Secondo lei presto? Signora, lei lo sa, in Italia quando si devono fare i processi, le cause, queste cose qua la prendono con molta tranquillità. Quindi il tempo che ci vuole. La ringrazio, che Dio vi benedica. Grazie signora, arrivederci anche a lei. Da più presto. Allora, ripeto, questa è la mia ultima live qui su TikTok, quindi vedrete dei miei video dimostrativi. Chi vuole consultarmi lo può fare solo in privato a pagamento, quindi non giochiamo più, si è rotto il giocattolino. Pronto? Buonasera, Buonasera. la chiamo perché volevo sapere se ci fosse un ritorno del mio ex. Subito. Quant'anni c'ha lei? Io 23 cancro, lui 25 cancro. Da quando vi siete lasciati? 2 mesi. Ora, 2 mesi. Mi fermi quando lo desidera.
Sì, un attimo. Allora. Le carte me lo danno il ritorno, quindi quando non te lo so dire, però vedo che questa persona torni da te. Auguri. Grazie, speriamo con buone intenzioni. Vabbè, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quello è il problema. Sì. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora, il motivo che io ho detto, pronto, un attimo in linea, abbassi il volume, devi abbassare il volume però. Vabbè, ciao, arrivederci. Allora, il motivo della mia ultima live ve lo spiego in 4 parole. Non sono capace di imbrogliarvi, non sono capace di dirvi ci avete la fattura, bla bla, come fanno in tanti per imbrogliarvi e per truffarvi. Siccome sono una persona seria, sono un professionista e vivo di questo pane, quindi non so fare quello che fanno gli altri. Quindi il mio pane me lo voglio guadagnare in privato con consulti a pagamento. Quindi se volete consultarvi con me, da domani in poi solo in privato, in questa live non mi vedete più. Pronto? Buonasera maestro Play. Buonasera, prego. Prego. Maestro, sono sempre Alfredo di Secondia. Ciao Alfredo, buon pomeriggio, dimmi. Maestro, ho fatto fare sempre consulti sull'amore, sulle varie cose, no? Non mi sono mai interessato a farmi indovinare un lavoro futuro, una cosa del genere. Se trovi un lavoro? No, magari cosa farò nel mio, cioè, a livello lavorativo. No, non ho capito la domanda, Alfredo, frate, dimmi. Vorrei sapere magari quale sarà il mio lavoro definitivo, perché io ho una passione, però non so se si andrà bene. Allora, per vedere che lavoro farai, questo come si fa a vedere? È umanamente impossibile. Se c'hai un lavoro possiamo dire se andrà bene o andrà male, questo sì. Infatti io cioè, diciamo che io canto, no? E volevo sapere se andrà bene o andrà male. Vediamo questa tua passione se diventerà un giorno un lavoro, va bene? Ok. Dimmi quanti anni tieni, che segno sei? Sono Sagittario, 25 anni. Vediamo, fermami quando vuoi, Alfredo. Ora. Perfetto. Allora, questa tua passione può diventare un lavoro per te, però ci vogliono sacrifici, ci vogliono conoscenze, perché questo è un campo minato. Tu lo sai meglio di me che a Napoli il canto è diventato una barzelletta. Capito? Ho capito. Quindi devi inserirti, conoscere gli addetti ai lavori, perché a Napoli purtroppo funziona così. Si vuole te fanno cantare, ma si le vuole non canta mai. Quindi devi farti valere, devi conoscere le persone adatte e cominciare a farti conoscere. E allora può diventare un lavoro, perché le carte mi danno
che la possibilità che tu puoi farlo. Ho capito, ma la tempistica non si conosce mai. No, qua non è niente che ha a che fare con la tempistica, qua è un fatto che ha a che fare con il caga per la gente. Capito? Capito. Infatti, Perché noi facemmo già una specie di consultoria del campo sì, e voi dici che non andava bene. ma andrà bene, ma se tu conosci, ma chi cioè se tu non ti fai conoscere, ma chi ti viene a chiamare per cantare? Capisci? Andrà bene, ma tu lo fai conoscere. Comincia a usare TikTok come fanno l'altra gente, pubblichi i tuoi video, la tua musica, comincia a farti conoscere. Vedrai man mano, pian piano, avrai questa gioia. Grazie maestro. Arrivederci. Allora. Avete capito il motivo perché ho fatto questa decisione di fermare le mie live su TikTok? Perché non sono capace di imbrogliarvi, non sono capace di truffarvi, come fanno tanti altri che vi trovano la fattura, vi trovano questo e quello, vi impressionano e vi tirano i soldini dalle tasche. Io non sono capace, perché sono il santone di Avella, un professionista. Quindi il mio pane me lo voglio guadagnare in privato, con consulti a pagamento, 30 euro, chi vuole parlare con me in privato, già dalle ore 17 in poi. Quindi durante le live di dimostrazione, con me i consulti non li avete più gratis. Quindi quando mi vedete in live, che non mi vedrete solamente lo sfondo con la scritta, quando mi vedrete solo in privato. Pronto? Abbassi il volume. Buonasera. Perché? Pronto? Deve abbassare il volume del telefonino e può parlare, mi dica. Allora, voglio sapere su... no, si dice miglioramento economico, per favore. Sicuramente. Quant'anni c'ha, che segno è, signora? Io ho 55, vuoi la data di nascita? No, gli anni è segno zodiacale. Sono Ariete. Mi fermi quando vuole da questo momento in poi. Sì. Stop. Perfetto, andiamo a verificare. Ok. Allora, per quest'anno qua non cambia niente. L'anno nuovo inizierà in modo migliore con un miglioramento economico, signora. Peccato. Perché? Come? Qualcuno mi ha buttato qualcosa? No, signora, questo lo dicono gli altri che vi hanno fatto una bella fattura, che tutto va male perché vanno a fatturare e per togliere la fattura ci vogliono 3.000 euro. Ma no, non è vero. Perché, non ridere perché anche io sono sensitiva e leggo le carte. Le sue carte che cosa hanno detto? Che lei c'ha una fattura? No, che ci sarà una grande vincita.
Signora, punto 1, se lei è una cartomante vuol dire che non capisce niente, perché per noi stessi, per noi, io, per me stesso, lei per se stesso, le carte non se le può fare. Allora, prima sono uscita, sono andata a Tabacchino, ho vinto subito 300 euro Sì. con grazie Vigi di 2 euro. Sì. Allora, se non ero fortunata... Signora, non la c'ero. fortuna non vuol dire niente. La fortuna non è detto che lei non è fortunata. Io non ho detto che lei non è fortunata, ho semplicemente detto che una cartomante o un cartomante per se stessi le carte non le possiamo fare. Ah, Capito? vabbè, allora no, Io- diciamo niente, non entra niente in quest'anno. No, per quest'anno qua Mamma mia, come mi importi sfortuna, mi dici no. perché, signora Bella? Perché le devo dire le bugie? Ma Perché ma le devo... davvero hai detto prima delle fatture? Lo sai che le fatture non esistono? No, signora, io stavo scherzando, perché lei mi ha detto non è che c'ho qualcosa di negativo, io stavo scherzando, ma non, per carità. Poi le fatture esistono, chi gliel'ha detto? Lei non c'ha niente, perché stavo scherzando, non esiste E proprio. a me prima 3 persone mi hanno detto, che culo che c'hai, con 2 euro hai vinto. No. E forse sono stati quelli là. Ma signora, io se una persona vince mi fa piacere, si figuri. Quelli sono invidiosi. Chi dice mamma mia che culo ha vinto, non vedo motivo. Qual è il motivo di questa invidia, di questa cattiveria? Per carità. No, perché il poverino c'era di stamattina e perdeva. Sono andata io e ho vinto, capito? Ci ha speso tanti soldi, tanti gratta e vinci, Ma con uno di 2 euro. signori, i gratta e vinci sono l'unico modo per vincere qualcosa, perché il gratta e vinci si vince ancora qualcosa, ma con il lotto lo può dimenticare. E dammi 2 numeri all'otto che li gioco. Non credo all'otto. Chi gioca all'otto è il re dei fessi. Te li do io. No, ma per carità, non esiste proprio. Sì, dai che te li do così vincono anche i tuoi amici che ti seguono. Non gioco io, signora. Il mio gioco è il lavoro, io non gioco. Allora giochi a Roma 16 e 19 e giochici 20 euro. Giocate, ragazzi, avete sentito? Giocatevi i numeri. 16 e 19 a Roma, dai. Vai. Così ti faccio diventare famoso. Grazie delle carte. Grazie a lei, ma famoso lo sono già, signora. Lei non ha capito nemmeno con chi sta parlando. Meno male che è l'ultima mia live in questo mondo di matti, perché in coppa a TikTok vedo solo matti. Pronto? Pronto, buonasera, maestro Cleo. Buonasera signora. Le volevo fare una domanda. Prego. Io ho un sogno nel cassetto, se questo sogno mi riuscirà. Siccome io ho il compagno e abito dove abita lui, però il mio sogno è di andarmene di nuovo ad abitare nella mia casa natale, se riuscirò. Vediamo, signora. Quanti anni ha lei? Che segno è? 14,266 Acquario. Mi fermi quando lo desidera. Stop. Perfetto. Conservatevi tutti il mio numero di telefono, ripeto, che quando vi serve mi potete chiamare, visto che questa è l'ultima mia live. Quindi vi sto qui appunto per salutarvi e per ricordarvi che mi potete trovare solo ed esclusivamente in privato. Signora, questo suo sogno lo si può realizzare, sta tutto a lei di prendere un domani la decisione, perché è nell'aria.
diciamo. Ah. Capito? Mai prendere... Passerà tanto tempo, allora io se devo lottare vincerò io. Sì, è chiaro, signora, perché se lei non prende la decisione, questo sogno non lo realizzerà mai, ma è possibile realizzarlo. E in tempo quanto passerà un po' di tempo? Signora, sta tutto a lei, signora, anche domani mattina, se lei decide, domani mattina va a vivere nel suo luogo di nascita. Capito? Si deve lei organizzare. Ho capito, io la ringrazio tanto, è stato un piacere sentire le sue live. Grazie signora, è stato un piacere aver... Complimenti di tutto. Grazie signora, grazie, arrivederci. Di nuovo arrivederci. Allora, a me mi trovate in privato dalle 17 in poi, quindi questa, siccome è una mia ultima live, vedrete solo miei video dimostrativi, ok? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Senta, io volevo sapere, siccome sto affrontando il divorzio con mio marito, volevo sapere se trovavo un accordo pacifico con lui. Vediamo. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io sono Bilancia, 55, quasi 56. E lui? Lui 59, Ariete. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Pacifico, dipende tu cosa intendi per pacifico, perché comunque lui non vuole perderti, lui ci deve ancora a te. No, pacifico, no, lui è arrabbiato perché non vuole darmi soldi, queste cose qui, più che altro. No, lui c'ha un'altra persona, più di una. Sì, vabbè, signora. Beato lui. Affari suoi. Beato lui. Allora, pacifico, oddio. Per quanto riguarda, insomma, la Ci sistemazione dei soldi. Ci sarà un accordo, signora, vedo un accordo. Quindi l'accordo ci sarà, per carità, ma non vedo nessuna violenza, voglio dire. Quello intendevo io pacifico. Io quello avevo paura perché mi minaccia. Signora, bisogna fare attenzione. Lei sente il telegiornale? Sì, no, vabbè, ma magari tu minacce nel senso, lo dico a tuo figlio. Vabbè, si inizia sempre così. Perciò dico, fate bene attenzione, voi donne. Voi donne, fate bene attenzione. Perché... Comunque ci sarà un accordo rispetto a quello che io ho chiesto dal mio avvocato? Sì, ci sarà un accordo. Va bene, la ringrazio infinitamente. Arrivederci. Buonasera. Grazie. Allora, un consiglio che do a tutti voi donne: prima di trovarvi un altro uomo, lasciate prima vostro marito, il vostro compagno, perché le guerre ci sono proprio per questo. Vi scoprono e poi succedono le tarantelle. Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera maestro, mi è dispiaciuto che lei se ne sta andando. No, per carità, signora bella, è un piacere per me che lei non immagini nemmeno. Perché lei
non la faccio arrabbiare. No, è che, signora, le faccio capire. Ognuno di voi, ho capito, perché io sono un professionista, non è che sono uno che... Certo, sicuramente. Allora, in queste mie live, durante tutto questo periodo, ho valutato un pochettino, un po' psicologicamente a ognuno di voi. La situazione. E ho capito che a ognuno di voi non ha importanza se qui ci sta il Santone di Avella o ci sta il Mago Chiappariello. No, vabbè. Per loro tutti, quasi, non fa differenza, quindi che chiamano a me, che chiamano a un altro è la stessissima cosa. Tanto è vero che dopo di me vanno a chiamare ad altri. E allora, se io devo stare qua come un lupo affamato per potervi truffare... Lei personalmente a me mi ha indovinato sempre tutto. Sì, ma appunto dico, se io mi devo mettere qui per vedere come truffarvi, non è da me, non è da me perché sono un professionista, allora preferisco lasciarvi in pasto ai lupi. Chi si ricorda di me mi chiama in privato, paga 30 euro e si fa la parlata con me. Esatto. Perché, signora Bella, io mangio pure io, questo è il mio pane, e se devo mangiare per truffarvi non sono capace. Esatto. E questo qua. Ditemi. Io le posso fare una domandina? Sì, come no. Ciao Tatiana, buon pomeriggio. Dimmi. Allora, io le devo dare la data di nascita mia, giusto? Sì, la tua età. No, il segno zodiacale e anno di nascita. Sì. Allora, anno di nascita mio 72, Leone. Sì. E chiedo per il mio ex marito 73, Bilancia, se ci sarà un ritorno. Da quando è andato via? È un anno. Un anno. Fermami quando lo desideri, grazie. Stop. Perfetto. No, non vedo un ritorno, signora. Ok. Lo vedo già vicino a un'altra persona. Ok. Ma le posso dire se lui, diciamo, magari mi pensa, mi vuole bene? Sì, Ancora, vabbè, siete stata una moglie, quindi non è che siete stato uno qualsiasi, comunque nei suoi pensieri ci siete. Ma purtroppo quando succedono queste cose, quando si lascia, rimangono i ritorni, che è chiaro. Ma lei non ci ha mai pensato di poter fare qualcosa per farlo tornare da lei? Se visto che ci tiene ancora? È una storia lunga? Ma prova qualcosa per me, sì. Signora, sì. Non prova niente, è solo un ricordo. È un ricordo. Se sta vicino a quest'altra persona che sta qua, ce l'ho qua. Sì. Come fa? Certo. Se ci teneva ancora a lei, sarebbe tornato con i suoi piedi. Certo, ho capito benissimo, ho capito anche il doppio senso, ho capito quello che carissima signora. Ho capito, maestro, io la saluto, la ringrazio, arrivederci. Grazie, buonasera. Allora prendiamo l'ultima telefonata. No, Tatiana, non mi sai bene allora, non mi conosci bene allora. No, Tatiana, ciao Angelo. Tatiana, no, non è il mio modo di lavorare, Tatiana, non è il mio modo, questo non è il mio mondo. Io ho lavorato sempre riservatamente, privatamente, Tatiana, ma se devo mettermi qui a spassare le persone, no. Non esiste proprio, Tatiana.
Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Posso fare una domanda, maestro? Prego. Vorrei sapere se troverò un amore vero. Quant'anni c'hai? Che segno sei? Allora, 49 Sagittario. Fermami quando vuoi. Ok. Stop. Perfetto. Sì che avrai possibilità, ma non subito, ci vuole un po' di tempo. Io penso tutto il mese di agosto. C'è questa possibilità. E lo vedi vicino a me o lontano? No, in che senso? Vicino al paese mio o lontano dal paese mio? No, questa è una persona non del tuo paese, no. Fuori paese, sì. Non vedi più niente, maestro? Non vedi più niente, voglio dire? Questo è quello che vedo. Ok. Ti abbraccio. Ti posso fare un'altra domanda? No, mi dispiace, l'ultima Okay. telefonata, arrivederci. Ok, ciao. Ciao. Mettiamo il telefono fuori posto. Allora, capito Tatiana? Non è questo il mio modo di lavorare. Grazie Tatiana, ti voglio bene anch'io, ma credimi, questo su TikTok, questo lavoro lo devono fare persone che non hanno un'anima, non hanno un cuore, persone che non guardano in faccia a niente, lo devono fare solo i truffatori. Siccome io sono una persona seria, un professionista, ed ho un nome da salvaguardare, il Santoni di Avella, ci mette sempre la faccia, allora non è per me, non è un TikTok, non è un popolo che fa per me, non è un popolo che fa per me. Sono abituati ad essere prese per i fondelli, sono abituati ad essere sentirsi dire c'hai la fattura, se gli dice c'è una fattura sganciano denaro, anche 1.000 euro cacciano, e lo fanno Tatiana. Poi se devono parlare con me, devono pagare 30 euro per un consulto, non lo fanno, capisci? Allora preferisco, per carità. È stato un piacere conoscervi tutti, veramente è stato un piacere, ma TikTok non è per me. Ci sarò pure, ma non con le live, attenzione, farò video dimostrativi, chi vuole parlare con me, il costo è 30 euro in privato, ok? Conservatevi il numero, vi lascio con una buona fortuna a tutti e auguri, che vi possa andare bene, che vi devo dire? Che vi possa andare bene. Dice Tatiana, io ve l'ho detto, a me mi è stato chiesto tanti soldi perché mi diceva che il mio caprone non mi parla più e così via. E lo so Tatiana, vedi? Allora io questo lavoro non lo so fare allora. Perché a me mi dovete pagare solo se c'è qualcosa o per intervenire in aiuto, se no non mi dovete pagare, quindi non è per me. Ciao Tatiana, un abbraccio a tutti, usciamo da YouTube.